Ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Nell'ultima puntata io ci siamo beccati una sconfitta, a mio parere, abbastanza immeritata contro il Barcellona. Andategli a dare un'occhiata se vi fa piacere. Detto questo, adesso proviamo ad andarci a prendere la prima vittoria in Divisione 6 per cercare di agguantare la Divisione 5 il prima possibile. Vediamo chi cazzo ci capita. Mannaggia zio. E sarebbe importantissimo, ragazzi, comunque vincere, perché come ho detto anche nelle altre puntate, raga, è importante cercare di scalare un po' di divisioni, perché non so cosa succederà comunque alla fine di questa stagione, che finirà il 28 agosto a quanto ho capito, quindi nemmeno tra tantissimo. Ci sarà sicuramente una rivoluzione. Napoli contro Napoli, intanto, che fa parte della divisione 7, tra l'altro fronte 1 di divisione 7. Non so cosa succederà, spero ci saranno un po' di rivoluzioni, ma intanto noi ci portiamo avanti col lavoro. Tra l'altro c'è una forza complessiva di 3000. Vediamo il nostro ragazzo. Che cazzo! Ma porca puttana Eva, dai! Ciolito, vai. Per forza livella per sta terra, a sto punto faccio giocare il maestro. E raga, si va con il Ciolito. Loro che hanno una serie di fenomeni, perfetto. Si va con il Ciolito. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le pare che ci siamo finalmente. Bene, così io ero leggermente distratto un attimo dal cellulare. Ci siamo, si parte. Il Ciolito muove la prima palla, Lobotka, mamma mia, primo brivido. Mario Rui, Kvaratskhelia, Zielinski per Anghissà, che prova ad andare in verticale da Simeone, niente da fare, il capitano però ferma tutto e allarga per il Sciuchi Lozano, che appoggia per Anghissà, che la dà a Ciolito. Simeone in fuorigioco, peccato, era un'azione pazzesca, bella azione manovrata. Attenzione Simeone, mamma mia, brivido. Attenzione Kvaratskhelia, riescono incredibilmente ad uscire dal basso. Lobotka, attenzione Di Lorenzo, si fa anticipare stupidamente qui, se ne va Pempé, la parata di Meret, 2 volte Meret anche su Griezmann. Poi Meret va lungo da Kvaratskhelia, prova ad andare da Simeone subito, perde palla però il Ciolito. Kvara non gli ha dato un pallone proprio fantastico. Anghissà, dopo il recupero di Lobotka, il Ciuchi, palla per Zielinski, Lobotka prova ad allargare verso Mario Rui prova a scendere, se ne va Mario dentro per il Ciolito, anticipato il Ciolito, abbiamo provato in verticale. Attenzione Anghissà, prova ad andare subito da Lozano, niente da fare. Lobotka, Anghissà, palla per Lozano, stavolta palla arriva a Lozano, fermato il Ciuchi che si riprende palla, attenzione, Lozano prova ad entrare in area di rigore, Lozano, il cross in mezzo, c'è Simeone che sbaglia totalmente il colpo di testa. Courtois, Lozano, attenzione, proviamo a fare pressing alto, non riusciamo a recuperare palla, sono bravi loro, sono bravi con le ripartenze dal basso. Attenzione Zielinski, prova a chiudere, ci riesce alla grande, poi palla per Anghissà, che prova ad andare da nessuno perché viene recuperato da Mount. Attenzione, Lozano, proviamo il pressing, dai cazzo, Ostigard, ci fanno girare bene le palle. Non è un eufemismo. Zielinski, palla per Kvaratskhelia, prova il dribbling, fermato Kvara, appoggia per Mario Rui, Zielinski, Kvara dentro, prova quantomeno per Anghissà, la palla arriva comunque a Zambo, Anghissà ripreso, Kvaratskhelia però recupera palla, attenzione, prova il dribbling Kvara, fermato Kvara, secondo me c'era un po' fallo lì, ma l'arbitro non è della stessa idea, perché la mamma dell'arbitro è una grandissima puttana. Attenzione Di Lorenzo su Pempé, mamma mia, brivido qui, chi cazzo ha tirato?
Cazzo è? Ah, Immobile. C'hanno Ciro Immobile. Meret, rilancio di Meret. Attenzione, Ciolito Simeone. Appoggia per Zielinski che allarga subito per Kvaratskhelia che ha una prateria. Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia perché cazzo ha tirato così largo? Non ho parole, ragazzi. Come cazzo ha fatto a buttarla fuori? Non lo so. Ma porca troia. Occasione dire lampante è veramente dire poco, eh. Lobotka prova a disturbare, niente da fare. Anghissa sporca la palla. Fallo laterale per loro. Di Marco deve rilanciare. Attenzione Di Lorenzo su Pempè. Recupera palla Di Lorenzo. Fantastico Giannino Di Lorenzo. Palla per il Ciuchi Lozano che tenta un dribbling inutile. Cioè, nel senso che non aveva senso. Fatto per e per come fa spesso. E poi Di Lorenzo per Anghissa. Ancora Di Lorenzo. Stiamo sbagliando. Troppo confusi. Di Lorenzo però a tornare su Peppe non ci riesce. Ostigard ruba palla Immobile, poi la dà al Ciuchi Lozano, che la dà a Zielinski che perde palla, ancora Zielo. Centrocampo stiamo perdendo molti duelli. Poi Mario Rui becca subito Kvaratskhelia in profondità, se no Kvaratskhelia la dà al Ciolito Simeone che l'appoggia in porta. Contropiede pazzesco. Mario Rui fa un break a centrocampo, lancia Kvara che dà un cioccolatino al Ciolito Simeone da scartare. E Courtois ha battuto. Qua il break di Mario è stato spaventoso e poi Kvara ha fatto il resto, ovviamente non ce lo fa rivedere. Ma mettiamo dentro un gol fondamentale anche a livello psicologico, e ce lo dà il Ciolito che sta sostituendo Victor Osimhen che non sta benissimo. Attaccano loro, mamma mia il maestro, grandissimo, e poi in becca Lobotka che la dà a Kvaratskhelia che dribbla e se ne va. Poi volevo darla a Ciuchi Lozano ma ha cercato invece il Ciolito. Rachmani, largo per Di Lorenzo, allarga malissimo per Lozano. Proviamo a farci vedere un po' a centrocampo ma non ci riusciamo. Fanno girare bene la palla e pure le nostre palle, anche soprattutto le mie. Attenzione Rachmani, proviamo a chiudere. Mario Rui, Scholes se lo beve. Mamma mia Scholes. Si è messo in tasca Mario Rui, ha provato la botta ma fortunatamente l'ha messa fuori. Meret, rilancio lungo, attenzione, Simeone appoggia per Zielinski, non ci riesce, ci tocca rincorrere ancora ma Lobotka intercetta una gran palla e poi alla palla arriva a Kvara, palla per Zielinski fermato col fallo, ma è fallo quello, Dio cane, fallo. Lobotka appoggia ancora per Anghissa male e adesso fallo su Lobotka. Penso almeno una munizione per Rodrigo, molto bene. Meno male che abbiamo perso palla. Lobo, vedi un Zielo libero, gliela dà, Zielinski si gira e prova la botta dalla lunghissima distanza. Courtois la mette a terra e para. Di Lorenzo prova ad anticipare, non ci riesce. Rachmani, attenzione Ostigard. Mario Rui, deve correre Mario Rui, spazza Mario Rui, bravissimo in questo caso. Poi Zielinski parla per Kvaratskhelia che prova a cambiare, erroraccio di Kvaratskhelia. Lobotka prova a chiude Anghissa che poi va lungo da Lozano no cazzo Ostigard, gran chiusura di Ostigard. Fine primo tempo, 1-0. Partita molto combattuta ragazzi, meritiamo il vantaggio ma la partita in realtà è molto equilibrata, ci sta, noi abbiamo fatto un contropiede pazzesco e l'abbiamo messa dentro, ma il nostro avversario è molto bravo a far girare la palla, riesce a uscire bene dal basso e riesce anche spesso a girarmi al centrocampo, quindi sto guardando le cose che mi piacciono e che vorrei imparare anche piano piano a fare perché mi serviranno. Tanto qui continua la nostra un po' confusione, perde palla Kvara, fallo laterale per loro. Zielinski prova ad aggredire, niente da fare, ci fanno girare ancora bene, ma Zielo questa volta prova un break e ci riesce. Anghissa ancora Zielinski dentro per
Sto dicendo Osimhen, per il Ciolito niente da fare. Allora, la cosa positiva, ho sbagliato qui perché ho fatto uscire Di Lorenzo. Meret, miracolo di Meret. Io però quando riesco a dare il break a centrocampo divento sempre abbastanza pericoloso. Qua ce la siamo cavata perché Pempe ci stava facendo un gol. Attenzione, chiude Lozano che poi appoggia per Ciolito Simeone. Simeone prova il dribbling, fermato Simeone. Peccato ragazzi, peccato davvero. Ostica, no, cazzo, break di Griezmann. Mamma mia, chiusura. E poi gol di Pempe. Doppia traversa e gol di Pempe. Ce lo meritiamo perché abbiamo fatto una gran puttanata e ce lo meritiamo. Che cazzo di gol ha fatto? Erroraccio di Ostigard, raga, qui. Lobotka, palla per Mario Rui. Prova ad allargare per Kvaratskhelia che appoggia a Zielinski. Zielinski vede Lozano. Attenzione, ancora Lozano. Fermato qui. Ancora con un intervento da dietro sulla gamba palese. E mo' ha chiamato falla, bocchine mamma. Yeah. Beh, qui gli è andata bene, poteva essere punito con il cartellino. Vabbè. Lozano, attenzione. Simeone prova ad andare su Courtois in pressione, niente da fare, la palla arriva facilmente a Griezmann che fortunatamente sbaglia. Ci becchiamo un laterale abbastanza anche importante. Mario Rui, non so a chi cazzo darla, però Mario Rui, la diamo a Kvaratskhelia, poggiamo dietro da Zielinski, capitano, palla per Lozano, prova a scendere Lozano, che cross in mezzo, c'è Anghissà! Zielinski, bravissimo, Ostigard, Mario Rui, errore di Mario Rui. Riprende palla Mario Rui, palla per Kvaratskhelia. Attenzione, Mario Rui prova ancora a recuperare, si fa superare Griezmann, prova ad andare in profondità, si ferma. Lobotka su Scholes, questa volta recupera palla e la dà a Kvaratskhelia che di tacco fa correre Zielinski che poi la dà al Ciolito Simeone. Contropiede perfetto e ancora il Ciolito. Dopo un'azione corale pazzesca firma il 2-1 ragazzi. Dopo un paio di magie, Lobo che vede Kvara, che vede Zielu, che vede Sime, che vede il Ciolito, che vede la porta, che al mercato mio padre comprò. Mario Rui, buon break su Griezmann. Buon break su Griezmann di Mario Rui. Dobbiamo cercare di conservare assolutamente questo vantaggio ragazzi. Attenzione, Anghissà, gran recupero di palla di Anghissà che poi prova a lanciare il Chucky Lozano che vede dentro Simeone, si gira alla grande Simeone, palla per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia prova il dribbling, Alexander Arnold, non lo so pronunciare, voglio sincero, non riesco a pronunciare, proprio c'è la mia lingua là. Ostigard esce su Scholes, forse sbaglia, siamo un po' scoperti adesso, Griezmann, mamma mia, Rachmani, poi brivide di Rachmani e poi Ostigard la mette fuori. Attenzione, Di Lorenzo recupera ancora, prova a far correre il Chucky Lozano che se ne va, il Chucky, grandissimo dribbling del Chucky che poi appoggia per Simeone. Serve qualche cambio per un po' di freschezza. Attenzione, provano ad attaccare ma Anghissà si fa valere con questa palla, prova a far correre il Chucky ma viene anticipato da Rodri. Anghissà, Lobotka riescono con i triangoli ad andarsene. Anghissà prova a recuperare ancora su Pempe. Anghissà e poi il Chucky Lozano prova a cambiare tutto verso Kvara, palla troppo lunga. Osimhen, attenzione, Mario Rui, Lobotka prova a chiudere su Scholes. No, che cazzo, mamma che cazzo di passaggio raga. Che cazzo di passaggio ha fatto. Che cazzo di passaggio ha fatto raga. Ha fatto un cazzo di passaggio
Siamo un po' Elmas al posto di Anghissà, che lo vedo molto stanco. In attacco in realtà, allora potrei provare a giocarmela facendo così, togliendo Lobo e mettendo Raspadori trequartista e Simeone un po' più in alto, più alto, e provo a giocarmela così, centrocampisti leggermente più bassi, e ci proviamo, possiamo provarci così, facciamo sto paio di cambi e poi metto anche Olivera, anche se sta sempre un po' come il maestro, però un po' più alto sui colpi di testa, magari mi può aiutare, e metto anche Juan Jesus al posto di Ostigar, che non sta facendo una partita proprio super top. Il Ciuchi lo lascio, c'è un po' di sostituzioni, vediamo che succede. Ci proviamo a buttare all'attacco. Simeone, Juan Jesus, palla per Olivera che allarga verso Kvara, Kvaratskhelia, si ferma Kvaratskhelia, prova il dribbling Kvara, fermato ancora da Arnold. Attenzione, proviamo a recuperare palla, ci riesce adesso Zielinski, sbagliato, gli dovevo appoggiarla subito, non ci riesco. Rachmani, palla per Meret che rilancia lungo verso Zielinski che appoggia alla grande verso Elmas che prova a darla a Simeone, ma niente da fare. Elmas prova a chiudere, Elmas, grandissimo break di Elmas a centrocampo, se ne va Elmas dentro per Ciuchi Lozano che l'appoggia di nuovo ad Elmas che vede Simeone che la dà Kvaratskhelia che la mette dentro per Ciolito. Simeone che fa 3-2, pazzesco Ciolito, tripletta ancora, pazzesco gol Ayew, azione pazzesca, e qui è stato fondamentale anche Raspadori, Giacomino che vede con una grande visione Kvaratskhelia che l'appoggia al Ciolito. E adesso ragazzi bisogna assolutamente mantenere questo 3-2, ci mettiamo un po' in maniera difensiva. Ciuchi Lozano, attenzione, proviamo a chiuderci Di Lorenzo, attenzione Lozano, prova a spazzare, arriva Simeone addirittura a difendere, non ci riesce. Kvaratskhelia su Arnold, niente da fare. Zielinski prova a chiudere, Griezmann, Immobile ci prova, Immobile ci prova ragazzi. Meret prova a lanciare lungo, c'è Simeone che deve difendere questa palla, ci riesce, Raspadori fa correre il Ciuchi Lozano, se ne va il Ciuchi fino in fondo, si ferma Lozano, appoggia per Di Lorenzo che arriva al cross in mezzo, c'è Simeone che addirittura prova il poker, ma perdiamo palla, attenzione Olivera, grandissimo Olivera dentro per Zielinski, niente da fare, la partita è quasi finita, provano ad imbastire l'ultima azione, provano ad andare da Pempè perché non fischi Dio cane. Lozano prova a recuperare palla, non ci riesce, Raspadori ancora in chiusura, Lozano spazza, Lozano finisce qui, ci portiamo a casa una vittoria pazzesca ragazzi, una vittoria pazzesca contro un avversario forte. 3-2, prima vittoria in Divisione 6, bene così, avanti Napoli.